con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Grazie Federico e a tutti quanti buona Padania, buona Benacchia, buona Italia, buona Venezia. Certo, io di solito lo dico alla fine della trasmissione, per sempre risorga Venezia, Venezia risorga. Con altro algoritmo Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. Ma oggi abbiamo probabilmente il veneziano, l'intellettuale veneziano più noto, che è con noi, è ancora con noi dopo altre volte che abbiamo avuto l'onore di averlo, ed è Stefano Zecchi. Abbiamo mandato come Triste Venezia di Aznavour non per iniziare in Musoniti, però sappiamo che Venezia è triste se non c'è un bel progetto per riuscire insomma a rivitalizzarla, e quello che abbiamo letto negli ultimi giorni è molto confortante. In pratica, se non ho capito male, ma ci dica lei Stefano se corrisponde a verità, la giunta comunale veneziana le dà una delega assoluta, insomma in qualità comunque di indipendente sul piano morale e culturale, alla cultura per Venezia, per insomma ridare fiato a una città che, l'ho detto tante volte, insomma negli ultimi 20 anni insomma è un po' calata di tono per tantissimi motivi che non dipendono, sia ben chiaro, da giunte e controgiunte, anche se sicuramente sappiamo che questa giunta è meravigliosa, sta facendo tantissimo. In ogni caso la delega è per la cultura è patrimonio universale per gli esseri umani, ma è privilegiato per Venezia, che è la città della cultura. La città, certo, si dice nomen omen anche di Venere, della bellezza e dell'amore, come cantava Aznavour, ma è anche la città proprio della cultura in senso lato: arte, trasmissione dell'arte, capacità di coniugare Occidente e Oriente, musica, verrebbe in mente Anonimo Veneziano come matrice, diciamo così, sinfonica, ma poi ovviamente tutto quello che è stato scritto, letto, detto da scrittori come lei, Stefano, perché ricordiamo sempre Estasi, che è davvero un capolavoro. Ma naturalmente, al di là di meriti specifici su Venezia, ci sono anche le sue qualità, che ha già dimostrato tantissimo come assessore alla cultura milanese negli anni 2000, e che adesso vengono rilanciati in maniera chiara e forte per quasi un appello, oserei dire, disperato, perché sappiamo benissimo che tutta una serie di concause, molto spesso mondialiste, internazionaliste, ma anche di un certo tipo di pensiero mainstream, insomma pensiero unico, un po' radical chic e un po' ugualitarista in senso sbagliato, hanno obnubilato tutto il bene, il patrimonio prezioso di questa città. Allora, cosa dire su questo progetto Venezia, che io trovo personalmente, e ho l'onore e la responsabilità di parlarne apertis verbis, all'avanguardia, insomma in prima linea, per Radio Libertà. Che cosa dire subito di questo progetto, Stefano? Allora, intanto buongiorno, grazie di questa telefonata. La canzone di Aznavour io la detesto, Lo so. Mi dà un senso di depressione, certo. Però dopo tutte le belle parole che lei, professor Rognoni, ha detto, già la sto dimenticando. Dunque sì, non solo delega alla cultura, ma c'è anche un'aggiunta che mi piace molto: delega alla cultura e progetto futuro. E questa aggiunta, che non ho chiesto io, è arrivata, come dire, dalla mente del sindaco Brugnaro. Mi piace perché è proprio così: Venezia deve aprirsi al futuro, non guardare al suo passato. Il passato appartiene inevitabilmente a una storia che ha costruito Venezia con questa realtà meravigliosa che tutti conoscono. Però se ci si consola attraverso il ricordo di un glorioso passato, non si va avanti. Quindi il progetto futuro è una vera e propria sfida, dove dentro c'è un po' tutto. C'è ovviamente la grande tradizione veneziana, ma anche
l'importanza di guardare avanti. Cosa significa guardare avanti? Guardare avanti è la sfida tecnologica. Quanto può una grande bellezza così delicata, così difficile da mettere in movimento, ecco, aprirsi al mondo del sapere tecnologico. Il progetto futuro secondo me è questo, e allora bisogna utilizzare tutte le risorse che appartengono alla tradizione per non perderle, ma per cercare di coniugarle. Per esempio, il mondo dei musei veneziani. Oggi un museo nasce e si sviluppa non solo come un principio di conservazione, ma di continua proposta di ricerca, di contaminazione di linguaggi, di sperimentazione di materie. Ecco, questo per esempio potrebbe già togliere la musealizzazione di Venezia. Poi naturalmente abbiamo delle grandi realtà culturali come la Biennale. Ecco, la Biennale dovrebbe diventare una forza espressiva molto più integrata nella città, molte volte soltanto qualcosa che appartiene a un mondo a sé. E poi naturalmente altre iniziative importanti sono quelle legate alla diciamo così, all'esperienza vivente delle persone, del posto, ecco, quindi esperienze quindi con i libri, con la musica, il coinvolgimento dei giovani. E non dimentichiamo che Venezia, proprio per la sua realtà, ha anche una terraferma che è molto più popolata di Venezia stessa, quindi sono due polmoni che dovrebbero sempre di più integrarsi. A me piacerebbe vedere come la terraferma Mestre rappresenti un po' come la City londinese, e Venezia ha questo luogo in cui non si ferma guardando indietro, ma che si lancia verso appunto la modernità della terraferma. Ma insomma si potrebbe andare avanti all'infinito, ecco, sui progetti, sui desideri da realizzare. Ecco, quindi un corposo progetto a cui, lei è stato chiamato in virtù ovviamente di una conoscenza, radicata che parte dai natali, ecco, dal giorno Natale, che è stato, va bene insomma, un po' di anni fa, ma certamente, l'ha lanciata in una dimensione che è una dimensione di connotazione identitaria che c'è per lei forte, anche se lei ha poi parlato al mondo intero attraverso la fenomenologia, attraverso l'estetica, attraverso la filosofia politica, eccetera, eccetera. Ecco, quindi è stato, cioè lei pensa che questo appello che le è stato rivolto, insomma, davvero un po' disperato, perché appunto bisogna fare qualcosa per salvarla questa città. Non basta il Mose, ecco, perché il Mose permetterà, se tutto va bene, in futuro di non avere più l'acqua alta, ma c'è invece un'acqua alta peggiore, che è quella della fogna mediatica e culturale, laddove secondo me, questa è una mia idea, ma voglio una sua opinione, per esempio il Festival del Cinema non riesce in qualche modo a superare, perché il Festival del Cinema, che vedremo come tutti gli anni è arrivato a una numerosa ennesima edizione, fa convergere i divi internazionali benissimo sullo sfondo di San Marco, però ci dice poco, secondo me, e qui forse parlo da federalista identitario, ci dice poco sulla storia e sulla qualità della città. Ecco, questa è una mia idea, ma volevo appunto subito sentire un po' questo, perché il rapporto anche col mondo del cinema e delle comunicazioni ipermoderne è molto importante per Venezia. Zecchi, cosa dice? Già, come d'altra parte lei aveva sottolineato nell'introduzione a questa chiacchierata, Venezia ha già una grande quantità di iniziative, di interventi, cioè, non aspetta e non aspettava me per sviluppare queste iniziative, questi eventi, eccetera. Io magari cerco di dare un contributo, di aggiungere qualcosa, soprattutto anche magari di coordinare le diverse iniziative che vengono fatte con una diversa
presenza, insomma, qualcosa di questo genere, perché Venezia ha una sua, una sua vivacità che adesso lei prende la mostra del cinema come giustamente come esempio. Ecco, molte volte Venezia viene usata, non è una parola che sto usando io male, usata Certo, per essere vetrina per esposizioni di altri. Cioè esatto. Venezia è evidentemente un grande richiamo di marketing, e allora ecco lì che viene usata come una vetrina che se uno poggia questo, poggia quell'altro, e va benissimo, ma va anche malissimo, perché questo esclude poi la realtà vivente di Venezia. Qualcosa del genere accade proprio con la Mostra del Cinema. Mostra del Cinema è un evento di portata internazionale, ha una storia straordinaria, ma appunto è qualcosa di sempre più separato dalla città. Guardi, le faccio un esempio. Fino a qualche anno fa, eh, le date sono molto precise, ma adesso non mi fermo su queste perché si aprirebbe un altro capitolo. Fino a qualche anno fa, appunto parlo di 5, 6, 7 anni fa, prima della giunta del nostro sindaco di oggi, i film che venivano dati a Lido, nel palazzo, dove la gente arriva in smoking, abito da sera, eccetera, quegli stessi film venivano dati in Campo San Polo, uno dei campi più grandi di Venezia. C'era uno schermo, la gente pagava il biglietto, un piccolo biglietto, e stava lì e poteva vedere questi film. E questo era già un trade union tra la celebre visione al Lido in pompa magna e un aspetto più popolare, più Certo. semplice, a cui partecipavano. Adesso è chiuso, adesso non c'è più, non c'è più. Questo è un grave errore, questo è un Chiaro. grave errore. E questo è forse l'esempio più eclatante. Poi si potrebbe andare più sul sottile, vedendo la comunicazione, vedendo come vengono organizzate le diverse manifestazioni. Ecco, esistono tante realtà veneziane in cui la città viene utilizzata come e soltanto vetrina. Premio Campiello, per esempio. Premio Campiello è un premio a cui io avevo partecipato fin da ragazzino, fin da giovane, quando l'avvocato Valerio Manera aveva inventato questo premio per fare un premio più vicino, non dico popolare, più vicino alla gente rispetto allo Strega. Cioè c'era una giuria tecnica, ma poi una giuria popolare. Popolare significava per l'avvocato coinvolgere le realtà più significative della città. Adesso questo non accade più, è qualcosa, lo posso dire con cognizione di causa, perché sono stato un giurato del premio Certo. Campiello e ho visto tutti i difetti di quel premio glorioso, quando era stato ideato e come era stato ideato e come è stata tradita la sua originaria ideazione. Vede, si potrebbe andare avanti proprio su questo tema che lei ha sottolineato, cioè questo scollamento che c'è tra la realtà vivente veneziana e la cultura di rappresentanza, diciamo, perché poi dopo tutto questo, vede, non è casuale, ricade proprio sul turismo, Certo. un turismo affannoso che non ha nessuna poi realtà con la vera cultura veneziana. Guarda, l'altro giorno ero alle gallerie dell'Accademia, proprio come figura rappresentativa del comune, quindi della cultura del comune, perché abbiamo accolto 10 grandi opere, dal Vivarini al Tiepolo, grandi opere che erano state comprate dal Ministero dei Beni Culturali e salvate, diciamo così, ripescate dal Guardia di Finanza. Era l'occasione poi anche di fare due passi per vedere sempre queste meravigliosi quadri che ci sono, queste opere meravigliose da Giorgione a Bellini nelle gallerie. C'era pochissima gente. E lei esce
va verso San Marco, sul ponte di Rialto, fa spintoni per poter arrivare da una parte all'altra. Certo. Ecco, è un po' questo è un po' una visione di scollamento della realtà. Non è che io adesso ho la bacchetta magica per risolvere queste cose, però il dito nella piaga va messo, ecco, credo che vada messo. Ecco, assolutamente son d'accordo. Ecco, sul sottile legame complesso indubbiamente fra il fare cultura a Venezia ed avere appunto, come già sta impostando il discorso lei adesso, avere questo nugolo, di persone, che arriva, in una maniera un po' confusa da ogni parte del mondo e, inevitabilmente sporca, bivacca, crea delle situazioni, che non è che di per sé non abbiano a che fare o contrastino con la cultura, ma certamente non permettono di capire a chi arriva con altra disposizione d'animo quante e quale cultura si possa usufruire veramente, o sbaglio? C'è questo aspetto No, qua un po', ecco. sì, questo è correttissimo. E poi aggiungiamo anche un'altra cosa, che Venezia è una città, non è un museo. A Venezia vivono persone, è sempre più faticoso vivere perché ci sono elementi, come avevamo incominciato a chiacchierare, di modernità che appunto mancano. È difficile per le persone oggi accettare di dover arrivare al quarto piano a piedi, gli ascensori sono pochi, ci sono delle situazioni di disagio che si Certo. potrebbero compensare con la straordinaria qualità di vita che ci può essere a Venezia. Quindi l'uno e l'altro. Venezia non è un museo, uno se lo deve mettere bene in testa. Venezia è una città viva, una città vivente. Il flusso turistico va normato, non si può pensare che appunto tutti pensino e soltanto pensino che Venezia è un museo. No, è una città che è una città quindi che va difesa per i suoi abitanti e per la realtà e la qualità di Venezia. Quindi il flusso turistico va normato con decisione, anche perché, esattamente come ha detto lei, c'è un nucleo forse piccolo, ma molto significativo, di un turismo che vuole una qualità di percezione della città, di Certo. comprensione vera della sua cultura, di fruizione delle possibilità davvero di esperienze culturali. Ecco, questo è appunto uno dei problemi che devo dire che il sindaco, la giunta adesso sta affrontando, perché non è mai stato affrontato, è sempre stata da un radical scichismo deteriore, sbandierata quest'idea che Venezia è la città della libertà, certo, la città della libertà. La libertà significa anche che tu devi rispettare la libertà del singolo e non essere questa libertà Assolutamente, per assolutamente. gli altri. Ecco, un altro argomento un po' particolare, io come direttore del Centro delle Culture Lombarde mi sono battuto per quello che ho potuto sul recupero della toponomastica originaria. Uno dice rispetto a quindi parliamo della Lombardia, di Milano, che insomma avrebbe bisogno di un ritocco. Lei la conosce, Milano, insomma, ce n'è. Ma Venezia, uno dice, beh, ma Venezia ha già un tipo di cartellonistica, di toponomastica, di mio, che è quella originaria. Ma invece, secondo me, magari qualche ritocco, recupero o chiarificazione andrebbe fatta, o sbaglio? No, Ecco. questo è uno dei sentimenti che appartengono anche ai veneziani, ci può essere, anche perché vede, mentre in una città tra virgolette normale, la toponomastica è fondamentale per l'orientamento. Certo. Io posso dire, non so, Corso Vercelli 35 e io arrivo in Corso Vercelli 35 a Milano, davanti a quella porta che non so di chi sia, me lo sono inventato in questo momento. Ma a Venezia è un po' come lo scriveva Roland Barthes, è come nel Giappone prebellico. Non c'è la possibilità di dire, non so, Calle dei Fuseri 35.
ma che sei Cale Fusei? Dove sei? Uno ti dice, dove sei sta Cale Certo. qua? E quindi è sempre, dice, allora dice, Cale dei Fusei 35, ti va in Campo San Luca. Quale Campo San Luca? Ma sì, dove che c'è Rosa Salva, il pasticcere, poi ti giri a destra. È come dire, un'indicazione vivente, non un'indicazione astratta. E questo Roland Barthes l'aveva indicato molto bene parlando appunto del Giappone. E questo facilita la toponomastica. Infatti io adesso ho detto, non a caso esiste la Calle dei Fuseri, ed è bellissimo veneziano. Uno se va lì vede il dipinto, perché Venezia è messa, adesso non so se riesco a spiegarmi bene, è scritto sul muro, sul fondo Certo. bianco, l'indicazione della calle. Assolutamente. Io, penso, come molti milanesi o lombardi, da ragazzo sognavo di arrivare a Venezia e non fare, insomma, il solito tragitto che porta quel fiume di persone da Santa Lucia fino a San Marco, no, e perdermi davvero nelle cali. E m'è capitato davvero di perdermi, nel vero senso della parola, che non sapevo più tornare indietro. Beh, è un'esperienza che va vissuta, perché è un'esperienza che ricorda anche Thomas Mann, Morte a Venezia, eccetera, eccetera. Certo, Però certo, fino a un certo certo. punto, perché poi, ecco, intendiamoci, cioè noi ragioniamo sempre come usufrutto culturale, no? Se uno sta cercando qualcosa, un posto, una libreria antiquaria, non so, un posto particolare dove andare e scoprire, eccetera, eccetera, magari, ripeto, può trovare qualche handicap che potrebbe essere magari razionalizzato meglio. Non è facile, eh? Stiamo parlando di un labirinto umano, che è Venezia, il labirinto umano. Quindi, però, qualcosa magari si può pensare, o sbaglio? Ma guardi, già ci sono dei cartelli, che poi questi cartelli finiscono per creare i fiumi di persone, in cui sono dei cartelli gialli con scritte nere, Sì. dove viene indicato Ferrovia, Piazzale Roma da una parte, Piazza San Marco, Rialto dall'altra, e quindi in realtà se uno li segue non si perde. Ma poi possono esserci delle situazioni di botteghe di grande livello, eccetera, che sono in grado di dare delle indicazioni precise se uno ha un biglietto da visita per poterle raggiungere. Quello che semmai è divertente, ed è il modo in cui Venezia contrasta la tecnologia, l'accetta e la contrasta al tempo stesso, è che lei avrà visto, come Milano, insomma, che quelli che non sono di Milano, ma anche quelli che sono di Milano, che pensato, lo confesso anche a me, mettono l'indirizzo sul cellulare a piedi, quando sono a piedi, e Sì, cercano la strada. A Venezia c'è chi tenta di fare una cosa del genere, ma essendo così è labirintiche, ovvio. le intrecce, si perdono ancora di più attraverso il Google Maps, che non riesce a portarli veramente Ecco. dove vorrebbero. Quindi a questo punto il suggerimento che do è: guardate i cartelli che ci sono in alto, sulla parte alta delle case, che vi indicano dove Sì. andare nelle Ehm, direzioni strategiche, benissimo. dalle Ecco, parti di San Marco. alcune città hanno adottato, delle statue, che ricordano dei personaggi, famosi. Venezia, insomma, ci vorrebbe, così, uno spazio solo dedicato a quello. Lei come la Eh, pensa su questa questione? Cioè, sul fatto di far incarnare in una statua di bronzo, non lo so, o di un altro materiale, il tal personaggio, è vero, veneziano o veneto, anche perché la rappresentanza è anche verso tutta la regione, veneziano o veneto, con una statua, in modo che si possa far conoscere meglio proprio la storia in maniera vivente. Non lo so, io non ho un'idea precisa su questo. Sono stato a Trieste, mi sono incontrato con James Joyce, che c'entrava poco, poi c'entrava, insomma, col discorso soltanto certo. di Svevo Certo. e Saba e compagnia bella. Come la vede sta storia lei, Zecchi? Ma dunque, come la vedo? La vedo che quando vengono erette queste statue, vuol dire che c'è un sentimento popolare che riconosce in queste statue una propria identità. Quindi, a mio parere, questi monumenti sono importanti. Allora,
non lo so, il Verrocchio fa al Campo San Giovanni e Paolo questa grande scultura equestre di Bartolomeo Colleoni. Che uno va lì e almeno sa chi è Bartolomeo Colleoni, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, né come ha difeso Venezia. Cioè, va in campo Daniele Manin e vede la statua di Daniele Manin, che è l'ultimo doge veneziano, no? Certo. E quindi almeno, diciamo così, se non c'è una distratta visione, questo può aiutare a comprendere quella storia. La demonizzazione che io ho visto talvolta, gli americani buttano giù la statua di Cristoforo Colombo, sì, le trovo demenziali. assolutamente. Perché la storia è la storia, uno Assolutamente. arriva a quella storia. Gli può dar fastidio, però quella storia c'è stata. E quindi quella storia ce la becca. Ecco, che cos'altro ancora si può fare? Perché indubbiamente questo progetto è in itinere, in fieri, lei stesso ci sta lavorando, so moltissimo. Che cosa altro le viene in mente buttarla lì come battuta, ecco, per adesso, poi vedremo come e perché, per Venezia. Già ci ha detto tante cose. Che cosa? Dunque, sì. Dunque, intanto mi piacerebbe che nelle scuole ci si affezionasse molto di più alla storia veneziana, Chiaro. perché insomma è una storia di libertà, è una storia di grande iniziative di libertà legate al mercato, legate a una visione quasi di grande anticipazione di tutto il liberalismo che poi ha creato le visioni della democrazia che noi oggi abbiamo, di non dimenticare come realtà italiane, europee, oscurantiste. A Venezia invece talvolta Galileo Galilei trova a Venezia un punto di difesa, quindi conoscere la storia. Conoscere meglio, perché anche io parlo come insegnante di liceo, ho visto tante cose su tutto il mondo. Quando si arriva alla Lombardia, al Veneto, sono 3 righe in croce, non è possibile, non è possibile. Quindi studiare non significa creare poi delle barriere, no? Anzi, al contrario, aprirsi, conoscere la storia significa conoscere la propria realtà. Io dico sempre, quando ci sono dubbi sulle iniziative, sulle strategie, sulle scelte da compiere dal punto di vista sociale, politico, ma anche individuale, chi ti aiuta è la storia. E soprattutto la tua storia personale, quella a cui sei legato. Assolutamente. Ecco, siamo alla conclusione. Volevo dire soltanto un'altra cosa, qui appunto mi ci dedicherò, è una cosa che il sindaco desidera molto. Faremo un convegno internazionale sul tema della natalità e genitorialità. È un tema che, come inutile perdere parole, è importantissimo in questi tempi e a mio parere un discorso dal punto di vista scientifico su questo argomento, e che sia Venezia a farlo, che è sempre stata una città aperta al mondo e aperta alle culture del mondo, secondo me è molto importante. È la location, si dice mondialisticamente giusta. Grazie Zecchi, e per il momento buone vacanze, comunque ci risentiamo sicuramente per tutto. Grazie di tutti gli input che ha dato e buon lavoro su Venezia. Risorga Venezia per sempre. Grazie a lei. A risentirci, a dopo il break adesso. Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21:30, la tua radio. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso?
Eccoci nuovamente in linea. Avete sentito allora Zecchi, diciamo sicuramente un consiglio per risorgere. Nella seconda parte ci sono alcune osservazioni da fare. La prima, così non per togliere alla cronaca dello spazio, certamente la riflessione sul mini Titanic, su quello che è successo per questo viaggio di Titanic ricordava, per andare a vedere il Titanic è finita tragicamente. La mia riflessione, che è una riflessione filosofica e culturale, è la seguente: aveva ragione Totò quando nella sua famosa livella affermava e cantava appartenimmo a morte. Appartenimmo alla morte perché? Perché queste persone miliardarie, milionarie di euro, ma forse miliardarie di euro, che vanno a spendere 250.000 euro per andare a vedere le ultime cose rimaste, probabilmente usurate, difficili da guardare, in fondo al mare, hanno un rapporto particolare con la morte, perché non mi si dica che non pensassero che il rischio era altissimo. Quindi sicuramente hanno sfidato la morte, l'hanno sfidata a suon di soldi, perché la morte vuole soldi, e già di per sé è un po' diabolica, no? Ed è andata a finire come è andata a finire. Guardate che sembra un avvenimento qualsiasi, ma è significativo dell'epoca che stiamo vivendo, cioè di come in fondo la ricchezza serva più per morire che per vivere, no? Se ci pensate bene, o per sfidare perfino la morte, ma attenzione, la morte con la sua falce è più forte di tutti, di tutto, e quindi forse voleva una posta superiore, voleva un modello di nave più sicuro che non c'è stato. Invece volevo parlarvi anche dei 30 anni di Forza Italia, perché il 29 giugno del 1993 veniva stipulato un patto notarile, appunto la nascita ufficiale di Forza Italia. Ora è successo quello che è successo, oramai sono passati 10-12 giorni, è morto il fondatore, il protagonista principale di Forza Italia, ma lo spirito con cui allora venne creata, e venne creata in sordina, perché ufficialmente Forza Italia nasce nel gennaio del 94 dal punto di vista della gara politica, ma Berlusconi era andato in sordina e di nascosto, descundun si dice, il 29 giugno, quindi esattamente 30 anni fa, da un notaio. Tutti sanno perché può aver fatto questa scelta, perché insomma sicuramente voleva al tempo stesso costruire un grande partito e insomma uscire da una brutta piaga giudiziaria che cominciava a mettersi in una certa maniera. Poi io ho sentito in questi giorni di tutto. Personalmente non riesco a vedere solo il male nel Cavaliere e in tutto quello che ha fatto per l'Italia. Faccio fatica perché nella mia dimensione, certamente di, non so come autochiamarmi, di liberal conservatore, di federalista e di leghista, c'è la ripulsa nei confronti di atteggiamenti insomma, che sicuramente trascendono e vanno ampiamente verso un mondo orgiastico mercantile. Però attenzione, noi non possiamo condannare solo per questo motivo il berlusconismo in sé, che comunque ha fatto, ha organizzato, ha permesso di rilanciare il mondo della destra che stava morendo, ha partorito tutta una serie di idee che poi qualchedun altro, che sicuramente avrà anche un carattere meno, insomma, meno guascone di Berlusconi, avrà modo di recuperare. Ma non era neanche su questo punto che volevo, quanto il fatto che Forza Italia nasceva allora già con questo spirito sportivo che aveva fatto dire a Benigni, appunto, ma allora cosa facciamo? Scendiamo in un campo di calcio e ce la giochiamo a pallone, non so, il Quirinale a pallone anziché la Camera dei Deputati, eccetera. Non aveva tutti i torti Benigni, per quanto, come sapete, Benigni non appartiene alla mia tipologia di comico, ma non voglio anche qui andare oltre. Al tempo stesso bisogna comprendere quanto
il popolo italiano sia ancora fortemente immaturo per tantissimi motivi e non puoi neanche trattarlo così con i guanti di velluto, parlando di cose soltanto elevate, eccetera, eccetera. Berlusconi lo sapeva perfettamente ed aveva accettato, insomma, di calare verso il basso, ecco, in modo tale appunto da farsi comprendere e da farsi capire. Sono passati 30 anni. Io quello che non accetto da parte di qualcuno, non faccio nomi, ma voi avrete capito anche di chi si tratta, personaggi televisivi, radiofonici, Facebook, eccetera, che dicono che è stato un fenomeno da dimenticare. Insomma, cioè io posso capire che ci sia un personaggio che transiti per qualche anno, 5, 6, 7 anni e poi scompaia. Ogni riferimento è puramente casuale. Ma una persona che riesce a stare nell'agone politico per 30 anni qualcosa avrà avuto da dire, al di là di tutti i suoi limiti, i suoi peccati, le sue magagne giudiziarie, eccetera, eccetera. Quindi qui chiudo questo discorso. Forza Italia forse si avvia, probabilmente da quanto si percepisce, a una decadenza definitiva, lasciando più spazio evidentemente anche proprio nell'agone politico reale stavolta alla Lega o a Fratelli d'Italia. Però non può storicamente essere dimenticato quanto è stato fatto da questo partito per riuscire in qualche modo a cambiare l'Italia. Che poi ci sia riuscito completamente, no, ma non ditemi che bisogna tornare indietro a 30 anni fa e rifare le cose da capo, come insomma prendendo spunto da Bartali. Non è possibile, perché Forza Italia ha comunque cambiato, determinato, sviluppato degli elementi che poi saranno proprio gli altri partiti, non solo di destra per la verità, ma a rielaborare e a rivivere fino in fondo, al di là del giudizio che noi possiamo dare sul personaggio, che è certamente molto controverso, come si è capito anche dopo la sua morte. Un altro argomento interessante ho trovato sull'unità. Sapete che l'unità è stata presa in mano da Sansonetti, che è questo giornalista molto esuberante, a volte contraddittorio, eccetera, eccetera, che ha sempre definito se stesso comunista vero, poi insomma in realtà lanciandosi in tutta una serie di proclami che non ne avevano esattamente la patina del comunismo. Ma quello che poi conta è che l'unità è rinata grazie alla direzione Sansonetti. Sansonetti ha proposto qualche giorno fa una riflessione attraverso uno dei suoi scudieri su Gramsci. Allora, intanto Gramsci è stato veramente un grandissimo intellettuale, su questo non ci piove, è stato un intellettuale della sinistra, del Partito Comunista, cioè di un fronte che non ha mai attratto il nostro interesse diretto, ma è stato sicuramente un grandissimo intellettuale. Quello che si sostiene in questo articolo, e viene richiamato in prima pagina, quindi significa che Sansonetti ci teneva molto a farlo capire, è che Gramsci odiasse le piccole patrie. Non so fino a che punto è vero, e detta così sembrerebbe un inno, un peana contro il leghismo, perché sono stati i leghisti a parlare per primi in Italia di piccole patrie, cioè non di patrie vere, reali, non so, del tipo l'Italia, la Spagna, la Francia, ma di regioni o di macro regioni che insomma in qualche modo rivendicavano la propria identità e l'autonomia. In realtà, se uno legge l'articolo dell'Unità, vede che c'è una qui pro quo da questo punto di vista, cioè vede che le piccole patrie sono considerate, non so, l'Olanda, il Belgio, in parte addirittura la stessa Inghilterra, che non è così grande come la Francia e la Spagna, la piccola patria può essere la Romania, la piccola patria può essere intesa la Polonia, eccetera. E ovviamente anche l'Ucraina. Allora, c'era un sottofondo che mirava a far capire quanto poi in realtà la posizione di Sansonetti anche sull'Ucraina sia molto critica e molto ambigua, perché ovviamente la piccola patria ucraina, che comunque è anche una patria nuova, cioè non è antichissima, a meno che si risalga ai famosi Rus, eccetera, eccetera, però non avrebbe un fondamento completo, nel senso che sarebbe stata risucchiata da grandi patrie che sono evidentemente quelle americane o russe nel caso vincesse Putin. Poi le ultime notizie danno addirittura un colpo di stato all'interno, un rischio di colpo di stato all'interno della Russia, ma come al solito è molto confusa la faccenda. Però vedete, quello che
voleva dire Gramsci è che bisognava costruire, Gramsci ha scritto 100 e rotti anni fa, per costruire una grande internazionale dove cadessero le frontiere fra le varie nazioni e insomma proletari di tutto il mondo, unitevi, insomma, in qualche modo si costruisse un mondo unico fatto di dittatura del proletariato. Questa rimane la proposta di Gramsci, che è una proposta storica che nemmeno la Elly Schlein o Giuseppe Conte oggi come oggi sottoscriverebbero, perché evidentemente non è proponibile nel 2023. In realtà è successo qualcosa d'altro per colpa anche del comunismo. È successo qualcosa d'altro, questo l'aveva detto perfino Berlusconi, per colpa del comunismo. Cioè è successo che a furia di contrastare nella maniera sbagliata gli States, questi States sono riusciti a mangiarsi molta parte del mondo ex comunista e quindi arrivare per esempio a imporre le loro armi in Ucraina, a coinvolgere tutti gli altri popoli dell'Occidente contro la Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in un certo senso mi spiace per Sansonetti, ma la diagnosi, o meglio anche la prognosi che aveva proposto Gramsci era assolutamente sbagliata, perché se le piccole patrie, compreso magari, mettiamoci pure dentro la Catalogna, la Scozia, ovviamente l'Ungheria che è già una nazione, la Transilvania, eccetera, eccetera, e non parliamo di quello che c'è in Italia per pudore, se le piccole patrie vere fossero rimaste, secondo me si sarebbe riuscito ad ostacolare la grande avanzata di una potenza così vorace come quella a stelle e strisce. Detto questo, io non sono neanche la persona che condanna a priori l'americanismo, perché non mi piacciono le visioni estreme ed estremiste. Capisco che in questo momento ci sia un cappio alla gola di tutta l'Europa da parte degli States, capisco peraltro che a suo tempo gli States siano proposti, magari maldestramente, ma siano proposti come garanti di libertà rispetto a un mondo che assolutamente ne era privo. Questo era l'altro argomento appunto a cui ero arrivato, come difesa sicuramente anche orgogliosa del vero leghismo, che è sempre per la piccola patria. E quindi se Gramsci aveva questa visione, noi non possiamo essere d'accordo con Gramsci, per quanto Gramsci, venendo dalla Sardegna, sapeva benissimo che il mondo sardo ha una sua identità, una sua cultura, una sua tradizione, che va assolutamente difesa, che va assolutamente salvata anche rispetto alla centralistica Roma. Un altro argomento, tenete conto che questa è la mia ultima trasmissione di sabato, poi andiamo in autunno e quindi voglio mettere lì in campo tutte le mie riflessioni degli ultimi giorni. Blaise Pascal nasceva 400 anni fa. Era il giugno del 1623. Blaise Pascal non è un autore minore, rispetto, che so, agli altri francesi molto più noti come Voltaire, non è un autore minore rispetto ad altri personaggi del Seicento. Blaise Pascal è stato un grandissimo matematico, ma è stato anche un fine filosofo. Si è convertito perché Blaise non era cristiano, si è convertito al cristianesimo, ha un suo cristianesimo particolare che risente molto della lezione di Port Royal, cioè di una insomma via che è stata considerata un po' eretica anche all'interno del cristianesimo, ma qui il discorso sarebbe sicuramente molto difficile. Quello che mi ha sempre colpito nel pascalismo e in Blaise Pascal è il fatto che lui, nonostante coltivasse la matematica, la fisica, le scienze esatte, tutto ciò che è più razionale a questo mondo, continuava a dire, ed è secondo me la frase più bella della storia umana: il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha. Ma in tutto, perfino nell'approccio rispetto alla realtà, rispetto alle malattie, rispetto al problema che diciamo prima della morte, che è stata, come dire, in qualche modo celebrata nel fondo dell'oceano in questi giorni. Non è razionale completamente neppure nel riuscire a costruire un modello politico migliore, perché se non c'è il cuore, e io ho sempre visto, lo dico apertis verbis, ho sempre visto il leghismo come il partito del cuore.
del partito che ha più cuore rispetto a partiti che sono troppo razionalistici, che tentano di costruire un mondo che non esiste, che è utopistico, ma al tempo stesso di un mondo che è frutto soltanto di un calcolo. E allora è sbagliato, è proprio sbagliato dire che chi vuole difendere per esempio le piccole patrie e chi vuole tramandare le tradizioni parli soltanto con la ragione, parla col cuore, e il cuore, come diceva Blaise Pascal, appunto ha delle ragioni che la ragione non ha. Non ha perché non riesce ad avere quella forza propulsiva, quel motore che ha il cuore, che è qualcosa che parla a livello universale, ma parte certamente dalla comunità, dalla communitas, come dicevano sicuramente gli antichi. Guardate, c'è una manifestazione in questi giorni che voglio citare, ed è a Ostana, in provincia di Cuneo. È una, se potete andateci, ecco, è iniziata ieri, poi va avanti oggi, ma il clou è domani. Ostana, provincia di Cuneo, ed è il Festival delle lingue madri. Lì ci sono a Ostana, siamo arrivati alla 15ª edizione. In questi giorni, praticamente del solstizio d'estate, ci sono tutte le principali etnie che parlano ancora delle lingue madri, compreso l'etnia provenzale, che è quella proprio della zona di Cuneo. Naturalmente c'è anche del folklore piemontese, sia a livello dialettale sia a livello di manifestazioni, usi e costumi, e poi sono stati chiamati i nepalesi, sono state chiamate alcune tribù anche di altre parti del mondo. Non trovo personalmente questa iniziativa di Ostana una concessione all'immigrazionismo, perché non c'entra niente, anzi in un certo senso il festival nasce dall'idea di salvaguardare a casa loro tutte queste piccole patrie, tutte queste piccole realtà, e le lingue madri, che per forza sono anche i cosiddetti dialetti, ma sono anche tutte quelle lingue che riescono a resistere a livello nazionale, di micronazione, rispetto appunto all'inglese e a quant'altro, continuano a conservare una forza che non può non venire proprio dal cuore, che non può non venire proprio dal cuore. Quindi noi, tra l'altro, Cuneo è un po' il centro europeo di tutta questa modo di vedere le cose, perché voi sapete che a Comboscuro ogni settembre c'è un'altra festa, che è quella più dedicata esplicitamente al mondo provenzale, franco-provenzale. Noi ci andammo, noi di Arte Nord Cultura Padana, qualche anno fa, e vivemmo dei giorni meravigliosi, naturalmente, dei giorni che sono stati unici e irripetibili. Sono passati davvero, mi sembra, 16-17 anni. Ma quello che importa è capire veramente che ogni piccola comunità ha un suo perché, ha una sua dignità, ha una sua forza, ha una sua realtà che non va assolutamente eliminata, che non va assolutamente sconfitta. E mentre noi sappiamo che ecco, tutto questo poi comporta in effetti una non comprensione da parte di un certo tipo di sinistra, una sinistra che, attenzione, diciamo, si sta avviando sempre di più a un'estremizzazione del discorso che non so effettivamente dove porterà, almeno dal punto di vista della riflessione filosofica. Proprio Zecchi si sta interessando anche di questa faccenda, e io voglio consigliare a questo proposito, e per cercare di parare i colpi rispetto a questa deriva, l'ultimo suo romanzo, che è Anime nascoste, edizioni sempre Mondadori, un altro bellissimo romanzo, perché poi lui è veramente anche un grande scrittore, devo dire, per la capacità di raccontare quelli che sono stati gli anni caldi del 68, per come poi sono stati vissuti e come sono stati reinterpretati da parte di chi evidentemente voleva venderli in una certa maniera anziché una certa altra. Ancora, io faccio un po' questa trasmissione un coming out, mi spiego meglio. Credo nella Lega 2.0, credo nella Lega 3.0. Lo dico non politicamente, perché le mie trasmissioni non sono politiche. Penso che le basi, le radici siano assolutamente indiscutibili, e quello che è stato fatto nel leghismo dal 93, perché poi tra l'altro quest'anno non sono soltanto è un anno eccezionale, non sono soltanto i 30 anni di Forza Italia, ma sono i 30 anni della Lega Nord, di quella che si è riunita ad Assago 30 anni fa a dicembre, quindi insomma in ogni caso è veramente, sono passati 30 anni di un'epoca completamente nuova. Io ho amato da morire e ancora amo
il leghismo 1.0, che è stato fondamentale. Chi l'ha costruito, ogni riferimento è ovvio, è stato un genio. Al tempo stesso io dico, siamo in una condizione mondiale, in una condizione anche italiana per tantissimi versi ed europea, in cui questa fase del leghismo, che sta diventando matura, del 2.0, eventualmente del 3.0, ha le sue ragioni. Ha le sue ragioni, appunto, parafrasando Blaise Pascal, perché il cuore ha delle ragioni che la ragione non ha. E il cuore ci dice che indubbiamente riuscire ad andare a difendere gli interessi, certamente primieramente del nord, ma non solo del nord, di tutti quelli che cercano o ricercano, appunto, come dicevo 5 minuti fa a Ostana, a Cuneo, la propria identità, sia fondamentale, perché questo si assicura quella carta d'identità che ha il leghismo e che non ha Fratelli d'Italia, che non ha avuto Forza Italia, che non ha avuto nessun altro partito, quello appunto di stare dalla parte dei deboli veri, che sono quelle piccole comunità, quelle realtà municipali o territoriali, regionali, che hanno ancora conservato quel tesoro e lo fanno gelosamente, nonostante gli attacchi del mondialismo, gli attacchi del nuovo imperialismo, perché di questo si può sicuramente parlare, un imperialismo che viene da est, un imperialismo che viene da ovest. Vedremo il mondo cinese come si comporterà fra il 2020 e il 2040, perché ne accadranno sicuramente delle belle. Però pensare veramente che questa forma del leghismo 2.0 sia importante, partendo agganciandosi anche a una forma di neopatriottismo, sia ben inteso. Questa Italia deve essere federale e questo lo dobbiamo dire sempre a viva voce, a voce alta. L'Italia deve essere federale, questa è la nostra forza, la forza del nostro discorso. Però quelli che furono le grandi passioni del Novecento inoltrato e finale, il secessionismo, l'indipendentismo, vanno un po' ricalibrate, perché non appartengono a questa stagione nel modo e nella misura in cui sono state proclamate. Guardate con che fatica perfino la Scozia e la Catalogna ancora si stanno dibattendo dopo 500-700 anni rispetto a noi che siamo freschi. Quindi è molto importante questa cosa, ci tengo a dirlo nel solstizio d'estate e nell'ultima mia trasmissione 22-23, io ragiono sempre ancora come insegnante, quindi siamo nella stagione 22-23, poi da settembre inizia la 23-24. Quindi importante sempre per questo motivo, per chi ancora non ce l'avesse, richiedere, andate però questa volta, perché io proprio non ho più copie, si sono esaurite, andate su internet, andate su Amazon, andate su altre fonti e digitate da Google Andrea Rognoni, il pensiero leghista, e lì c'è ancora qualcosa che potete comprare per capire insomma quali sono le basi di tutto il discorso che appunto adesso in questi 5 minuti io ho fatto. Io sono davvero alla conclusione, ci saranno ancora adesso 2 trasmissioni il lunedì sera e avremo ospite, tra l'altro, come rappresentante del segno del cancro, dal punto di vista simbolico si intende, il nostro Sammy Varin, ma sono tanti i cancri in questa radio, perché c'è anche ovviamente il direttore Giulio Cainarca, mentre fra i registi campeggiano gli scorpioni, che riguarda così il Giulio Cesare e il qui presente Capricorno Federico Borsari. Quindi è molto importante sentirmi il lunedì in chiave più estiva, si intende, anch'io non posso parlare sempre dei massimi sistemi, e l'altro lunedì ancora il 3 di luglio, almeno per quello che mi ha detto Carnelli, dovrebbe esserci ancora un'ultima puntata, mentre per il sabato oggi finiamo. Io vi ringrazio di tutta la pazienza che avete avuto, vi ringrazio la pazienza che avete avuto anche da settembre 22 ad oggi. Ci risentiamo poi nell'autunno, attorno ai giorni di Pontida, per essere chiari. Grazie ancora dell'ascolto e più fortemente che mai, dopo aver sentito Zecchi, Venezia risorga! Risorga Venezia! Per sempre! Grazie. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore